zero. E dureranno da Natale a Santo Stefano. Quindi voglio dire, Palermo, siamo orgogliosi che Palermo è stato un primo Parlamento di una città che in quel periodo storico, quindi a noi interessa la storia per vedere l'umanità in quel momento come si è comportata. Si è comportata in maniera più civile di oggi, perché quando c'è stato un terremoto al Palazzo Reale a Palermo, che ancora non sapevano quella musulmano, non sapevano come ringraziare Dio se erano fatte, erano sopravvissute. Il re ha dovuto dire, signore mio, non è importante, ringraziate le posizioni qui credete, non ce ne parla più, l'importante è che siamo rimasti vivi. Abbiamo dimostrato nel passato che il razzismo non c'è. Adesso abbiamo un razzismo strisciante schifoso. L'umanità è unica, i popoli sono tutti fratelli, non sono i soldi che possono far sì che la striscia di Gaza in 360 km quadrati ci facciamo bombardare. Io non sono contro Israele, ma quello che sono contro le cose ingiuste che vengono fatte. Badate bene che anche oggi se la gente si ribella, e tra poco si ribellerà sempre di più, e mi auguro che lo faccia veramente, è perché in pratica l'uomo diventa sociale, perché non c'è del professore Misto o io o qualcuno di noi. Io sono stato creato per essere il re, assolutamente no. Gli uomini siamo tutti uguali, ma non perché lo dico io, perché è un dato di fatto. Perché anche in natura la perregina nasce in un posto diverso, ha una struttura completamente diversa, ha dei caratteristiche diverse. Non c'è nessuna differenza né tra l'aborigeno dell'Australia, né tra il cinese, né quello che siamo noi qua. Quindi di cosa stiamo parlando? Dobbiamo semplicemente parlare che adesso dobbiamo dare una spinta, darci un zocchetto di orgoglio per far sì che questa società si metta assieme a discutere nei parlamenti. E abbiamo bellissimi esperimenti in Sicilia che tutti ce li invidiano, vengono da tutto il mondo, e possiamo dire che tutta questa storia che è stata anche a livello architettonico è bellissimo, perché noi troviamo gli arabi e i normanni in una fusione che è unica. Tutte le intelligenze si uniscono. Noi abbiamo sfruttato l'uomo nella potenza quando si unisce assieme, per vedere tutto quello che c'è di meglio per portarlo avanti. E adesso dobbiamo fare ancora così. Quindi questa direzione che può sembrare un po' strana, ma è bene che ci sia. Io sono qua a Messina, sono orgoglioso e lancio un messaggio, come l'ho sempre lanciato, a tutti gli amici messinesi: mettetevi nuovamente assieme. Fregatevene di tutto, vedete quali sono le cose che intendete fare. Lasciate perdere tutto e iniziate a farle, perché noi qua adesso, con tutte queste beghe che hanno fatto, ci azzoppiamo sulle parole, invece dobbiamo noi fare i fatti.